La sanità è sempre più un business e così lo è diventato il turismo sanitario. Il Veneto infatti è meta di viaggi per curarsi, ma il 54% dei pazienti si rivolge ai privati. Un credito sanitario di oltre 385 milioni di euro, un saldo di 165 milioni e più. Di questi, oltre la metà va nelle casse delle cliniche private. Continua ad essere attrattiva quindi la sanità del Veneto, continua ad essere attrattiva agli occhi di tanti pazienti provenienti dalle altre regioni italiane che decidono di bussare alle porte della sanità in Veneto per essere curati, per ricoveri ordinari on day hospital, prestazioni di medicina generale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica, cure termali, somministrazione diretta di farmaci, trasporti con ambulanza e elisoccorso. Insomma, una vasta gamma di servizi. Il flusso è un binario ben battuto che parte dal sud per arrivare al Nord Italia, ma appunto questi soldi nella maggior parte dei casi non entrano nel sistema sanitario regionale, quindi nella sanità pubblica, ma vanno a finire invece nei bilanci della sanità privata, delle cliniche. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 17 marzo 2023, la prima notizia di oggi riguarda il futuro della sanità regionale. Un articolo di Laura Berlinghieri sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Veneto meta di viaggi per cure, ma il 54% si rivolge ai privati. La Fondazione Gimbe è l'organizzazione autrice dello studio, guidata da Nino Cartabellotta, che commenta i dati sulla mobilità, sulla migrazione sanitaria in Veneto e in Italia. Dice è segno delle grandi diseguaglianze nell'offerta di servizi sanitari tra le varie regioni, soprattutto tra il nord e il sud Italia. Basta guardare infatti la tabella, il grafico con il valore percentuale della mobilità sanitaria erogata dalle strutture private per rendersi conto poi che in alcune regioni soprattutto questa migrazione sanitaria è un business appunto per le strutture, le cliniche private. Allora tra queste regioni c'è il Veneto, perché se a livello nazionale il 52% di queste prestazioni in mobilità sanitaria viene erogata da strutture private, il Veneto è addirittura sopra la media nazionale con il 54% appunto. Altre regioni vedono ancora una maggiore predominanza del privato, come ad esempio la Lombardia 69%, la Puglia 71% e il Molise con il record dell'87% di prestazioni in mobilità sanitaria erogata da strutture private. La nostra regione, il Veneto, ha un saldo di 165 milioni di euro in ambito sanitario, grazie, come abbiamo detto, a un credito di oltre 385 milioni per i servizi erogati, 220 milioni di euro il debito invece per la mobilità sanitaria passiva, ovvero i veneti che vanno a curarsi in altre regioni. Molti interventi, come ad esempio impianti di stent, interventi ortopedici, gastroscopie, endoscopie, i pazienti ormai si rivolgono alla sanità privata, sottolinea la Fondazione Gimbe. Dati dalla doppia interpretazione, quindi, perché come si diceva, a sorridere è come sempre soprattutto la sanità privata, scrive Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo Gedi. Lì finisce il 54% dei pazienti che decide di migrare in Veneto per ricoveri ordinari o day hospital e per attività di specialistica ambulatoriale, e la giornalista sottolinea appunto che il dato supera persino la già alta media nazionale del 52,7%. Sotto questa soglia, ad esempio, c'è l'Emilia Romagna, ma anche la provincia autonoma di Trento, il Piemonte e tante altre regioni come la Sicilia, la Toscana, il Friuli Venezia Giulia, l'Umbria e così via. Il commento anche
di Giovanni Leoni, veneziano, vicepresidente dell'Ordine dei Medici. Dice: ci sono prestazioni come i trapianti che continuano a essere appannaggio del pubblico, altre come l'oculistica, la chirurgia oncologica e il mondo delle cure termali che da sempre vedono prevalere il privato. È altrettanto vero che la sanità a pagamento è stata capace di ritagliarsi una fetta sempre più importante di mercato, riuscendo a strappare bandiere al pubblico. Un pubblico, si ricorda, dalle tante fragilità le stesse che sono una spinta poi per la sanità privata. E allora ci sono i casi dell'ortopedia, gli interventi diagnostici come gastroscopia e endoscopia e interventi di angioplastica. A lavorare, sottolinea Leoni, sono soprattutto le strutture del padovano e del veronese, vero traino del settore. Non è un fenomeno soltanto veneto, conclude la giornalista, ma prettamente veneto sì. Nel 2020 terza regione anche per saldo pro capite per la mobilità regionale, un ulteriore segnale di indebolimento della sanità pubblica, conclude Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe. Questo per quanto riguarda la sanità pubblica, che va sempre più verso il privato. Invece voltiamo pagina e ci occupiamo della situazione climatica, il cambiamento climatico, la crisi del nostro tempo. C'è a livello europeo una stretta sull'ambiente con le nuove norme europee sull'inquinamento atmosferico, e allora vediamo sul Gazzettino di oggi come sono state accolte queste nuove norme in Veneto. Il presidente della regione Luca Zaia va allo scontro di fatto con l'Unione Europea. Leggiamo il titolo: smog, 3 fabbriche su 4 dovrebbero chiudere. Le regioni del bacino padano chiedono correttivi alla nuova direttiva europea. Zaia: le Alpi fanno da barriera, bisogna considerare la morfologia del territorio. In sostanza l'argomento in estrema sintesi qual è? Se nella pianura padana, una delle zone più inquinate dal punto di vista atmosferico di tutta l'Europa, si dovessero applicare le nuove normative, le emissioni dovrebbero abbassarsi di così tanto che sostanzialmente comporterebbero la chiusura degli impianti produttivi. Allora leggiamo le prime righe dell'articolo di Alda Vanzan: tra 7 anni, per essere in regola con le nuove norme europee sull'inquinamento atmosferico, il Veneto dovrebbe bloccare il 75% di tutti gli autoveicoli, sia privati che commerciali, dovrebbe obbligare alla chiusura il 75% delle attività industriali, il 60% degli allevamenti, mucche, galline e maiali dovrebbe cessare, e anche il 75% degli impianti di riscaldamento dovrebbe essere spento. Insomma, questo secondo gli studi, le simulazioni modellistiche elaborate dalle ARPA, le agenzie regionali per la protezione ambientale del bacino padano, quindi Lombardia, Piemonte, Veneto. Solo con questi interventi si potrebbe provare ad essere in regola con le nuove direttive UE. Il motivo è geografico: il Veneto, così come Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, in parte anche l'Emilia Romagna, si trova in un catino dove l'aria ristagna perché le Alpi fanno da barriera, una morfologia che l'Europa sembra non tenere in considerazione, scrive la giornalista, ed è anche quello che sostiene sostanzialmente il presidente della regione Luca Zaia. Una direttiva che considerasse l'Europa tutta uguale ci metterebbe in serio pericolo, ha detto il presidente della giunta regionale piemontese, e analoghe le parole del presidente del Veneto Luca Zaia: se la norma viene applicata senza i dovuti correttivi e soprattutto senza buon senso, noi sostanzialmente cancelleremo aree europee, cioè le azzereremmo da un punto di vista produttivo. Insomma, se l'aria è inquinata non va affrontato il problema con i criteri, gli obiettivi dell'Unione Europea omogenei su tutto il territorio continentale, ma vanno invece previste delle deroghe proprio per quegli ambienti, quei territori più inquinati, dove l'inquinamento atmosferico è maggiore, ma questo purtroppo, sostiene correttamente da un certo punto di vista Zaia assieme agli altri presidenti delle regioni del nord, per ragioni geografiche. E
Naturalmente questa è la morfologia della pianura padana, non si capisce perché, però l'obiettivo di una riduzione dell'inquinamento e soprattutto di pulire l'aria come in altre parti dell'Europa sia da considerarsi devastante per la nostra economia. Nel frattempo la seconda commissione del Consiglio regionale del Veneto ha licenziato la proposta di legge statale di iniziativa regionale di Andrea Zanoni del Partito Democratico. Il testo consente anche ai presidenti di regione di intervenire con specifiche ordinanze per limitare il traffico veicolare al fine di ridurre l'inquinamento dell'aria. È importante avere una regia unica, ha detto Zanoni, per poter intervenire efficacemente contro lo smog, che peraltro non conosce confini amministrativi, cioè non possono essere soltanto i sindaci a decidere in autonomia lo stop alle automobili. Questo per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e le direttive UE, ma restando sulle pagine del Gazzettino abbiamo un'altra notizia in materia di cambiamento climatico. Si parla di siccità, c'è la fotografia di un trattore con il suo rimorchio che ieri a Conegliano correva agevolmente nell'alveo di un fiume, il Monticano. I mezzi transitano sull'acqua poca naturalmente del fiume, quindi il tema è quello dei fiumi che sono a secco, sostanzialmente il Po è sotto il minimo storico, calano ancora il Piave e l'Adige, del resto non piove più da settimane. In febbraio meno 96% le precipitazioni in Veneto, l'Adige scende al di sotto dei meno 4 metri sullo zero idrometrico, non era mai successo dal 2015, ma appunto anche gli altri fiumi sono mal ridotti. E sempre in tema invece di ambiente, direttive europee, il Corriere del Veneto dedica le prime pagine a quella che viene quello che viene definito il diktat europeo sugli edifici green, quindi è facile capire qual è il giudizio da parte del quotidiano, insomma la linea editoriale del Corriere su quella che è la direttiva europea sulle case, in particolare sull'efficientamento energetico delle case. Ebbene, in Veneto questa impatterebbe su oltre 500.000 abitazioni. In Veneto è circa la metà del patrimonio quella da riqualificare. Le categorie come Confartigianato e ANCI chiedono che non si ripeta il pasticcio del super bonus. Bell'idea, ma occorrono regole chiare che valgano almeno 5 anni, dice Confartigianato, e l'ANCI invece per arrivare agli obiettivi dell'Unione Europea dovremmo fare 300 edifici al giorno. Insomma, anche in questo caso da parte dell'imprenditoria veneta una opposizione alle nuove direttive europee in materia di ambiente, che poi propongono sostanzialmente piccoli correttivi, piccoli passi avanti per l'efficientamento energetico e per cercare naturalmente non di frenare ma almeno di rallentare la catastrofe climatica che stiamo vivendo. Voltiamo pagina, chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima da Verona, la troviamo sui quotidiani del gruppo Gedi: viene bullizzato per le cicatrici, i genitori lo tolgono da scuola. Un dodicenne si è dovuto sottoporre a una serie di interventi delicati dopo un incidente stradale. Al rientro i compagni lo chiamavano mostro. I genitori di questo dodicenne residente nella bassa veronese hanno chiesto il cambio di scuola, l'hanno ritirato. L'istituto ha attivato la didattica a distanza, una notizia comunque davvero tragica, che racconta i limiti comunque della scuola pubblica ancora di fronte al tema del bullismo. E c'è chi ha ricordato le recentissime dichiarazioni del ministro Valditara, che a proposito dei bulli diceva di essere contrario alla loro sospensione da scuola. Insomma, i bulli a scuola e le vittime invece vengono ritirate, devono rimanere a casa, una sorta di mondo alla rovescia. Ancora una notizia flash: dopo le polemiche a Milano con il governo contro il sindaco Beppe Sala, c'è in Veneto una lega che apre invece alle famiglie LGBT, le famiglie arcobaleno. Il sindaco di Treviso dice sì all'iscrizione dei figli delle coppie LGBT
all'anagrafe, insomma sì all'iscrizione all'anagrafe anche per i figli delle famiglie arcobaleno. A Milano sono stati registrati gli atti di nascita di bambini nati all'estero, figli di coppie LGBT. Questo va contro però una sentenza della Cassazione, così almeno sostiene il governo, che ha ordinato al sindaco Beppe Sala di non farlo più. A Treviso invece sono stati iscritti all'anagrafe i figli di famiglie omogenitoriali. Questo andrebbe contro un decreto firmato proprio dal capo della Lega Matteo Salvini. Insomma, interessante questa frammentazione, queste contraddizioni interne alla Lega, il partito più vecchio d'Italia, che in questo periodo ormai da mesi sta celebrando i suoi congressi con scontri anche feroci tra la componente salviniana e le altre anime del partito. Vedremo come si concluderanno, almeno in Veneto, con il congresso regionale che dovrebbe tenersi dopo le elezioni amministrative di metà maggio. L'ultima notizia di oggi riguarda il nuovo tavolo per gli anziani non autosufficienti, dove non sono stati invitati i sindacati dei lavoratori e nemmeno degli anziani, quindi sindacati naturalmente sul piede di guerra contro la regione che ha istituito questo tavolo interistituzionale. Dicono i sindacati: siamo stati ignorati ancora una volta, adesso basta. All'assessora, che ha chiamato tutti tranne i rappresentanti delle categorie, la CGIL dice non devono essere i datori di lavoro a portare le istanze dei lavoratori. Insomma, l'ABC della democrazia, ma ancora una volta la Giunta regionale del Veneto ha bisogno di qualche ripetizione, chiamiamola così. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Il nostro podcast torna come sempre lunedì prossimo. Nel frattempo a tutte e tutti voi un buon fine settimana.